Sala fotografica insieme a Monica Garau, che ha allestito questa bellissima sala con una ventina di artisti fotografi per il quinto festival Ghirigori Guerra e Pace, in collaborazione con l'iniziativa Settimesa, associazione culturale, e l'associazione culturale La Ruota della Fortuna. Qui abbiamo circa 70 opere di circa 20 fotografi, giusto? Tutti associati oramai con La Ruota della Fortuna, di cui Monica Garau ormai fa parte da più di un anno. E Monica, è stato difficile mettere insieme questi 20 fotografi con queste 70 opere, vero? Allora, non è stato sicuramente semplice, però abbiamo collaborato tutti assieme, quindi io ho contattato questi miei colleghi. Alcuni li conoscevo, altri li ho conosciuti poi durante questo periodo di elaborazione di questa mostra. E non è stato semplice perché il tema spaventava all'inizio e invece poi ci siamo messi a lavoro all'opera e siamo riusciti a portare appunto tutte queste meravigliosi progetti. Ognuno di loro racconta qualcosa. Abbiamo lavorato orientandoci in parte sul reportage e in parte invece sul concettuale. C'è anche, scusa se ti interrompo, anche Michelangelo Sardo, diciamo il direttore della scuola Fine Art di Cagliari di fotografia, quindi un personaggio abbastanza importante nel panorama fotografico italiano. Facciamo vedere innanzitutto le sue opere e poi mi spiegherai le collezioni degli altri artisti, va bene? Mi fai strada. No, prego. Questa è un'opera che è stata esposta in più gallerie oltre Italia, quindi anche Parigi e in altre parti dell'Europa. Io sono molto orgogliosa di averlo qua, è un racconto bellissimo. Questa è quella che stai ora filmando, è la poesia che accompagna. Che dice: siamo i figli dei protosardi, dei guerrieri, degli esploratori, dei commercianti, dei fenici e cartaginesi e dei romani vandali, bizantini, mori, aragonesi e dei migranti di oggi. Noi conosciamo la migrazione, noi siamo i migranti. Quindi un messaggio forte di Michelangelo, molto attuale, con questa collezione di 9 opere. Ci può insegnare veramente tante cose. Sì. Figurati. Allora, molto belle. Allora, le tue dove sono, Monica? Voglio vedere anche le tue. Ci arriviamo, dai, andiamo in senso antiorario. Sì. Allora, questo invece è Vincenzo Cara. Vincenzo, che è un fotografo bravissimo, che è esposto anche lui in diverse gallerie, Londra, Firenze, Roma, insomma, in parecchie gallerie. È molto apprezzato per la sua ricerca e anche per quanto riguarda la tipologia di esposizione, che non rientra in quelli che sono i nostri canoni comuni, no? Sì, esatto. Molto bello. Poi andiamo avanti, qua fanno sempre parte della collezione di Vincenzo, di questo progetto che si chiama Mare Motus. Qui invece abbiamo 2 opere. Qui abbiamo invece il progetto di Lucia Farigu. Che voleva La speranza. la speranza, esatto. È molto particolare anche questo. Sì, passando attraverso quello che comunque sono le conseguenze di una guerra, quindi il disastro, il dolore, la disperazione, la speranza di trovare poi una pace. Ecco, le bimbe rappresentano appunto quella che sarà la pace futura. Perfetto, andiamo avanti. Questo invece è Mirko Ennas, che rappresenta un pochino quelle che sono le conseguenze di tutte le guerre quotidiane, no? Anche quelle interiori. Sì, certo. Assolutamente, quindi una ricerca del concettuale. È molto d'impatto questo progetto progetto. particolarissimo. Anche questo è suo? No, questo è Nicola Melis. Nicola Melis. Sì. Il titolo è? La guerra è un gioco.
La guerra è un Può gioco. rappresentare attraverso la figura di questo bambino quello che poi alla fine è per molti la guerra. Sembra quasi una partita a scacchi moderna, no? Certo. Continuiamo qui, in questa bellissima cornice della casa Dessì. Vediamo, siamo qui nel locale al piano superiore. Troviamo invece l'opera di Barbara, mi piacerebbe che Barbara ci dicesse qualcosa. Barbara Pinna, con queste 3 fotografie intitolate Drammatica bellezza. Allora Barbara, è qui presente la fotografa di queste 3 opere. Che cosa ci dici? Cosa hai voluto immortalare? Allora, diciamo il bene con la foto di sinistra. Questa qua, avvicinati con me per favore. Sì. Il Anche bene. la pace interiore può essere. Mhm. E poi dall'altra parte il fuoco sulla destra, che è bianco, una foto bianco e nero, quindi può essere il male, la guerra, insomma. E al centro abbiamo una via di mezzo, la rinascita, no? Anche da questa sorta di teschio nascono i fiori. Un bel messaggio. Sotto invece abbiamo ti ringrazio Barbara, Il progetto di Rebecca Sala, intitolato che conosciamo bene, bravissima questa artista. Sì, molto brava, molto sensibile, soprattutto alle problematiche uno dei problemi che comunque affligge molte ragazze oggi, che è Sì. quello dell'anoressia. Certo, Quindi lei ha voluto, è un progetto molto importante questo. vuole lanciare insomma un messaggio molto importante perché ha voluto utilizzare come modello una ragazza non proprio che insomma rappresenti proprio la malattia in se stesso, ma quello che comunque oggi questa ragazza è una modella lavora nel mondo della moda, delle sfilate e all'interno di questi ambienti sicuramente è un problema che affligge tutte le modelle, quindi l'alimentazione. Certo. E loro tendono a fingere di essere serene e felici, ma dietro quello c'è una sofferenza. È un problema molto importante che sappiamo bene dipende al 99% da qualcosa di psicologico e quindi hanno bisogno d'aiuto, ma deve partire da loro in primo luogo. E questa è la cosa più complicata. Diciamo che sono molto condizionati anche da tutto quello che è il messaggio che arriva spesso Certo. da questo mondo, quindi questi canoni di bellezza magrissimi che poi alla fine non lo sono. Chiaro. Sono solo frutto di manipolazioni spesso e volentieri. Certo, bisognerebbe dare più importanza a certi valori importanti e non solo quelli esteriori. Un scatto che comunque si costruirebbe anche in carne, Certo. con le proprie forme. Questo invece È molto particolare. Davide Podda. Questo è Davide Podda, sì, che ha voluto raccontare. Sembra quasi un dipinto. Sì, quasi un dipinto, quindi ha utilizzato una tecnica particolarissima. Boato, un'esplosione. Sì, un'esplosione. Lui ha voluto proprio impressionarci, chiamiamo diciamo così, con quello che potrebbe essere il momento proprio dell'esplosione, quindi quello quasi visto dall'alto, da un satellite. Certo, bellissima anche quest'opera. Sì, molto bella. Abbiamo qui invece Francesca Villino. Francesca Villino che ha eseguito questi 3 scatti intitolati Conoscere il passato, una luce sul futuro. Allora, questo è il passato, qua ci sono elementi della guerra, E invece il paesaggio che rappresenta comunque certo, la speranza, no? E la bimba qui che comunque attraverso i libri conosce E il la passato, cultura, esattamente, può costruire un buon futuro, no? Qui abbiamo un altro progetto di 3 quadri di Ornella Marras. Questo è un altro progetto particolare. Ho parlato stamattina con Ornella che mi ha spiegato un attimino questo grande problema attuale dei migranti, con la speranza soprattutto, scusa se parlo io, ma ho parlato con lei quindi so di cosa si tratta, la speranza di questi migranti che mettono in conto la possibilità di morire durante questi viaggi, la speranza di una vita nuova e positiva, però affiancata a una possibilità di morire e quindi della morte, appunto.
Qui c'è un progetto, un altro progetto, esatto, molto bello, complimenti. Qui c'è un progetto che conosco bene, visto che questo l'ha creato Rosa Chilotti, cioè mia madre. È un progetto, faccio i complimenti a lei, non sono di parte. Io non sono di parte, ma glieli faccio. Ok, e tu hai curato la collezione, hai scelto tra tanti scatti, quindi io ti faccio complimenti anche da parte sua e anche per la composizione. Parlamene tu, dai, visto che io non voglio essere di parte, certo. Allora, questo cielo azzurro con questi uccelli in volo che rappresentano appunto la libertà, un cielo azzurro, quindi qualcosa di positivo, e poi all'improvviso questo cielo che si scurisce, no? E anziché gli uccelli troviamo un aereo. Quindi un trasporto, stiamo spostandoci in mezzo a qualcosa di tetro che può essere positivo o negativo. In questo caso perché la conseguenza appunto è la distruzione, la morte e la distruzione. Sì. Quindi stiamo vagando tra la pace e la guerra, no? Quindi anche uno stato positivo e negativo, insomma. Esatto, il titolo dell'opera è Guerra e pace. Perfetto, molto bello, complimenti. Va bene, grazie. Qui abbiamo Roberta Melis con conflitti interiori. Io sono pessimo in francese. Io te lo dico in italiano, ah, ok. Perché sono peggio, conflitti interiori. Perfetto, allora, sono 3 quadri qua, cioè 3 fotografie anche qui. C'è una sequenza di 3 immagini, Ok. penso che il titolo sia abbastanza chiaro. Esatto. Comunque sono Qua è molto metaforico più che descrittivo, ovviamente. Quindi tutto quello che comunque ci tormenta nella quotidianità, nella vita, no? Anche un po' che appartiene un pochino a tutti, no? Le paure, Certo. I conflitti, le indecisioni, e quindi questa voglia anche di comunque superare Questi momenti e quindi poi comunque in qualche modo si riesce trovando la forza. È brava anche Roberta Melis. Qui abbiamo una collezione di Paola Ruvioli composta da 8 scatti. Allora, in realtà questa è un'opera composta da 12 scatti, ma abbiamo preferito scremare un pochino, ecco. E quindi abbiamo scelto 8 scatti insieme alla fotografa, giusto? Il titolo di quest'opera, di questa collezione, Where is my beauty? Dov'è il mio... La mia bellezza interiore o la mia bellezza esteriore? A cosa si riferisce? Interiore, ok. Per cui anche qui abbiamo un'opera concettuale metaforica che ci fa vedere tanti scatti particolari. Si parte dalla barca, no? In balia delle onde, come siamo tutti un po' spesso in balia delle onde, quindi il cammino, l'inizio di un cammino nella ricerca di se stessi. E siamo sullo scatto 2. Comunque momenti comunque direi quasi disperazione, ecco. Di sconforto anche durante un percorso. Esatto, anche il volersi nascondere. Esatto, assolutamente. Questo disagio, voler trovare una... Quindi reagire, voler trovare comunque quella che è la nostra strada e poi anche trovarla. immergendosi, Che può essere un elemento, questo è molto, molto personale. È un bel percorso questo in 8 scatti. L'acqua è un elemento importante per l'artista e quindi si conclude appunto con... Perfetto. Qui Manuela Lai. Giro giro tondo, casca il mondo, si grida la vendetta, ma io ti tengo stretta. Giro giro tondo, giro giro tondo. Allora, cosa vuol dirci con questi 3 scatti? Allora, Manuela con questi scatti ci racconta quello che comunque sono le conseguenze, no? di una guerra, no? Questa è una filastrocca che tutti conosciamo, lei l'ha un po', diciamo, ha cambiato una frase, no? Si grida alla vendetta e quindi quello che comunque alla fine è la lotta continua, no? I conflitti nascono perché le persone non si comprendono. E quindi niente, c'è un gioco alla fine dietro sempre questi conflitti. Però bisogna stare attenti a non giocare con i bambini, no? Bambini,
Quindi sono giochi di adulti praticamente, che purtroppo poi riguardano le persone che non c'entrano nulla. E vengono coinvolti gli innocenti. Esatto, molto bello anche questo messaggio. Invece di Gabriele Corda, che vabbè, racconta Ciò che resta. Ciò che resta di quelli che sono appunto i conflitti, possono essere interiori, può essere inteso attraverso queste... In mille modi qua, sia fisici che mentali. Anche qua abbiamo dei 3 bellissimi scatti. Poi ci spostiamo qui, dove abbiamo Massimiliano Cambuli. Lui è un fotografo che ha visitato diversi paesi purtroppo devastati, no, dalle guerre, come questo. Qua siamo in Palestina, il muro del pianto, che rappresenta, molto rappresentativo, un'ultima immagine. Sì, sono immagini molto forti. Penso che questo progetto possa parlare da solo. Assolutamente. Comunque vediamo... Complimenti a Massimiliano Cambuli. Daniele Marongiu, Guardiani. Esatto, che ci ha voluto descrivere quello che comunque sono gli strumenti di guerra spesso, no? Quindi anche la nave, quindi questa imbarcazione che comunque nasconde gli strumenti di guerra, qui un viaggio che comincia e arriva a distruggere, ecco, dove c'è spesso pace. E qui abbiamo Cristian Casula. Avrei voluto che ci fosse lui. Questo è molto particolare, anche diciamo un pochino... molto concettuale. Sì, esatto. È Sembra molto quasi scenico anche, un quadro, a volte ha degli elementi di qualche quadro di Dalì, sembra uscire dai canoni. Si è ispirato un po' a qualche artista. Sì. Anche sembra che questi personaggi, questa bambina magari, non so, debba respirare artificialmente perché non riesce a respirare con ciò che ha intorno, quindi deve uscire un attimino dalla realtà. Molto belli questi scatti, complimenti a Cristian Casula. Qui abbiamo invece Ilaria Murgia con questo senza titolo, ma questa vuole rappresentare la speranza, perché vediamo comunque dietro un'immagine del Cristo e della Madonna, e quindi questo bimbo che è il simbolo della speranza futura, che ha in mano un gioco che comunque è utilizzato, diciamo sempre uno strumento, anche quello utilizzato in guerra. Anche in guerra, non in guerra, ma anche in guerra, e invece vuole essere magari un messaggio forte di speranza futura. Certo. Quindi bisogna sempre aggrapparsi a qualcosa di positivo. Complimenti anche a Ilaria. E qui abbiamo Monica Garau, cioè tu, con quest'opera che ha un titolo bellissimo: Sogno di dare alla luce un bambino che chieda: mamma, che cos'è la guerra? Che cosa era la guerra, appunto, scusate. Di Eve Merriam, no? Scrittrice, una poetessa, sì. Esatto, questa opera, questo titolo ovviamente è importantissimo, è una speranza che tutti noi abbiamo, è tra il romantico e il messaggio più positivo, diciamo, che possiamo... un messaggio positivo, speriamo, insomma, di poter abbracciare un giorno dei bambini che ci dicano: mamma, ma che cos'era questa guerra? Che cos'era? Era un gioco? Era qualcosa che si mangiava? Che cos'era? Certo, è anche il messaggio che vorremmo comunicare a tutti quelli che parteciperanno a questo festival. Esatto, Ok, esatto. È bellissimo anche chiudere questa bellissima sala fotografica con questa tua opera. Complimenti. Grazie. Monica per l'allestimento completo. Grazie a voi per questa bellissima iniziativa. È appena iniziato il festival, quindi ci saranno tante persone che verranno a vederle, ne approfitteremo e tu sarai qua per dare informazioni e raccontare a tutti queste bellissime fotografie. Certo, che saranno in 20 presenti qui. Certo, il merito è loro, se abbiamo messo su questa bellissima mostra. Certo, io lo devo a loro. E io ti ringrazio tantissimo. Voi anche per l'opportunità.
Grazie Bellissima. Monica. Grazie Mirko.